In campo per il derby tutto vicentino, Futsal Trissino e Futsal Masò Vicentino. È la terza sfida di questa giornata alla Belmonte Arena con i direttori di gara Jacopo Albertin di Padova e con Pietro Nicola Saraceni. Tra pochi istanti la sfida, ma i ragazzi delle Alte, Peretto, Testoni e Bicego. Salutate ragazzi. Puljanovic salva, ma per qualche istante il pallone, certo 2 giornate di stop, ha riposato. Attenzione al tiro tricinese, sfida tutta berica questa, imbucata per Meggiolano che si gira, ma è bravo Berlaffa, censato il tiro. Luca Berlaffa, maglia numero 21. Intanto Puljanovic, fatto il tiro Rossato, ora lo scambio con Peretto che tocca uno dei primi palloni, serve Lazzari, va sul fondo per il gol di Bruno Lazzari sull'invito di Nicolas Rossato, un'azione studiata a tavolino e Futsal Trissino che trova il vantaggio con l'ultimo arrivato Bruno Lazzari. Ottima la giocata qui di Nicola Sarà. 7-3 successo del Trissino che ha bissato la vittoria nella gara. Lazzari fa ripartire l'azione per Peretto, Peretto si accentra, Peretto il tiro per la urgenza della Belmonte Arena. Intanto iniziano ad arrivare anche i giocatori che si affronteranno nell'ultima sfida, quindi facciamo attenzione poi alla ripartenza di Arlin Eidari che cerca di andare sul fondo, serve Nicic che Sasha Nicic va a caricare il destro che si vicinissimi al raddoppio con la bordata di Nicic, quelli della Futsal Trissino, la bucata e il raddoppio adesso di Albion Haidari, maglia numero 44, il gol che nessuno si aspettava, sembrava un tiro diciamo velleitario, vediamo ora nel replay, si era coperto Berlaffa, no qui è bravo Albion, si era un po' coperto Berlaffa, ma è bravo Albion va a caricare il destro, il 2-0 della formazione di mister Alessio Fracca, l'imbucata per Sellaro, capisco quanto Peretto, lo scarico Albion, si riprende il pallone, serve per Meggiolaro e poi il trisco del Trissino, abbiamo visto il recupero, palla, gol quasi sfiorato, liscia, 2 gol, 2 time out. Questa sarà l'ultima possibilità. Meggiolaro il tiro, palla che termina come le 2 precedenti che hanno sorriso a Martellago e Promo. Bella la giocata qui intanto, attenzione al tiro, il fischio, la rincorsa di Lazzari che carica il destro, lo schema per Peretto, Berlaffa con Sellaro che mette dietro la punta del Sinese che riparte a velocità con Lazzari, Rossato, cambio lato per occasione per la squadra di mister Fracca. Il tiro che divorato il possibile 3-0, ancora Trissino, Lazzari per rientrato Meggiolaro che va sul fondo, un pallone che delimita la Belmonte Arena. Buono qui l'anticipo di Allen, ma Puljanovic si riprende il pallone, lo scambio, un corner, già battuto il corner per Allen Haidari. De Boni, proprio Zolin per il numero 5, la risposta Sellaro per De Boni, sulla corsia di destra De Boni accetta per Sellaro e la Sellaro e Nicoli recupera palla a Sellaro, De Boni dalla parte opposta sul fondo per Puljanovic che va a calciare dentro un via Castello. Già battuto 2 volte in campionato, l'andata 7-3 e il ritorno 5-1, quindi andato Peretto, il pallone che resta è Cagliaro e dice Rossato per Peretto, recupera Censato e arriva anche il duplice fischio finale. Futsal Trissino che andrà tra poco ad alzare la coppa, Dan Censato che va dai suoi compagni di squadra per alzare la coppa. Il Trissino ha battuto 2-0 Futsal Masò Vicentino in questa terza finale di giornata.